Buongiorno a tutti per un nuovo videomessaggio. Oggi parliamo di un aspetto che riguarda un triste primato della Regione Veneto sotto il buon governo della miseria del governatore uscente Luca Zaia, ovvero il record di suicidi per ragioni economiche che vede purtroppo il Veneto in testa a una classifica che purtroppo non vorremmo vedere come primatisti. Ecco. Nel 2014 ci sono stati 201 casi di suicidi in tutta Italia, circa uno su quattro avviene nel nord-est e quasi il 18% di questi, diciamo, di questi 200 casi avvengono in Veneto. È purtroppo qualcosa che ci lascia amareggiati, tristi. Nel triennio addirittura questa cifra arriva a 439 e il nord-est e in particolare il Veneto sono proprio le regioni che primeggiano per questo. È il sintomo, diciamo, più evidente, più eclatante del dramma socio-economico che stiamo vivendo come veneti e che sta costringendo molte imprese a chiudere per disperazione e molti giovani a cercare fortuna all'estero perché qui non hanno nemmeno la possibilità di sognare o di poter progettare una propria carriera, un proprio progetto di vita in modo che sia soddisfacente o dignitoso. È del tutto evidente quindi che una scelta oggi di fronte all'appuntamento per le prossime elezioni elettorali del 31 maggio che veda una conferma, una classe dirigente che ha fallito evidentemente il proprio compito, che non ha saputo dare un segnale, dare attuazione delle politiche che potessero invertire questa tendenza, dare conferma, diciamo, a questa classe dirigente che ha fallito significa fare un errore. È del tutto chiaro quindi che un elettore veneto che voglia fare una scelta consapevole semplicemente non può dare fiducia al governo uscente di Luca Zaia e della Lega Nord che magari in modo semplicistico hanno saputo solo trasformare il proprio slogan da Roma ladrona a Rom ladroni, ma perpetrando un vuoto di idee e di azione che è preoccupante e che lascia la nostra terra in una situazione di prostrazione e di depressione. Al contrario, crediamo che sia necessario dare un segnale di cambiamento e questo cambiamento non può venire nemmeno da altri candidati governatori, perché se andiamo a vedere il panorama, con tutto il rispetto, con tutta, voglio dire, la personale anche, se vogliamo, stima di fronte a persone che si mettono in gioco con la propria faccia, ma le proposte vuote politiche dei vari governatori, candidati alternativi a Luca Zaia sono di una tristezza assoluta. Parliamo da una Alessandra Moretti che continua a recitare la litania di una favola renziana che non trova aderenza alla realtà, una favola che è fatta anche in quel caso di cifre che confermano che l'Italia è il problema più grave che oggi attanaglia l'Europa da un punto di vista economico-finanziario e che trova una continuità in una incapacità totale dovuta alla non possibilità per lo Stato italiano di essere una organizzazione che si sostiene travolta da un debito sovrano che è frutto di logiche diciamo di parassitarie, di clientelismo e che vengono perpetrate dal governo Renzi e forse addirittura anche accentuate. Le altre alternative sono sinceramente di profilo non molto significativo,
e senza una progettualità. La nostra proposta ovviamente si coniuga con la indipendenza del Veneto, che per la prima volta viene certificata e riconosciuta a livello diplomatico internazionale grazie alla certificazione, alla relazione finale firmata dagli ambasciatori, dal Comitato degli osservatori internazionali, che il 28 marzo scorso a Venezia hanno certificato la democraticità e la libertà del voto di oltre 2 milioni di veneti che all'89,10% hanno detto di sì all'indipendenza del Veneto. Ma questo in un qualche modo è un qualcosa che già sappiamo. Oggi vogliamo concentrarci invece su quelle che sono le prospettive di diciamo di questo scenario del Veneto indipendente, e sono delle prospettive che sono assolutamente di grande respiro internazionale. Sono di grande respiro internazionale se pensiamo che nel 2025 saranno realizzate delle grandi vie di comunicazione internazionali, le cosiddette nuove vie della seta, che vedono Venezia diventare il nuovo snodo logistico, il nuovo hub globale che per via terra e per via mare permetterà il collegamento di grandi tratte di comunicazione intercontinentali che uniranno l'Asia e la Cina all'Europa, permettendo il trasporto di merci, di persone, ma in ultima analisi di cultura, di vita, di dinamicità. È chiaro che questo progetto, che è stimato valere circa 21,3 triliardi di dollari, un autentico piano Marshall, richiede per il Veneto la capacità di muoversi nella tutela dei propri interessi economici per poter intercettare le grandi opportunità che questi importanti cambiamenti geopolitici determineranno. Bisogna quindi essere preparati, l'indipendenza ci serve proprio per realizzare uno scenario di un Veneto che possa diventare la nuova Singapore d'Europa. È altrettanto chiaro che questo richiederà ovviamente non solo la possibilità di determinare le scelte, ma anche le risorse economiche per poterle attuare, e in questo senso il Veneto indipendente, grazie a un enorme surplus finanziario di cui potrà godere, che è tanto per iniziare, senza contare lo sviluppo economico che ci sarà negli anni a venire, ma solo partendo dalla base attuale, potrà godere per esempio di una cifra che va dai 20 ai 40 miliardi di euro che ogni anno oggi il Veneto si vede sottratti tra una tassazione allucinante di un autentico inferno fiscale come lo Stato italiano, che non ritorna sul territorio sotto nessuna forma, 20 miliardi sui 70 miliardi di euro che noi paghiamo di tasse ogni anno, più una stima che noi abbiamo fatto di circa una ventina di miliardi di euro che vengono oggi bruciati tra i 9 miliardi di interessi sul debito pubblico che ogni anno come veneti siamo costretti a pagare pur non avendolo fatto, e un'altra decina di miliardi di sprechi per mala gestione da parte dello Stato centrale. È quindi chiaro che con questi 30-40 miliardi di euro di surplus finanziario in 5 anni noi avremo la possibilità di liberare risorse per circa 200 miliardi di euro, solo partendo dalla situazione dell'oggi, quindi solo partendo dalle cifre che oggi ci vengono sottratte, ci vengono derubate oppure vengono sprecate, bruciate dallo Stato italiano ai danni dei veneti. È chiaro quindi che questi 200 miliardi sono quella risorsa che potrà permetterci di abbattere drasticamente le tasse, portandole a una cifra che sarà al massimo a un quarto rispetto alle tasse che oggi paghiamo sotto lo Stato italiano, e a un aumento anche dei servizi ai cittadini. Abbiamo stimato all'incirca un 10-30% a seconda dei comparti. I servizi ai cittadini sono le strade, la sanità, le scuole, le infrastrutture, e questo ci permetterà da un lato di aumentare il livello e la qualità della nostra vita, la qualità delle nostre infrastrutture e dei servizi di cui godiamo come cittadini, dall'altro di prepararci appunto con l'opportuna adozione delle infrastrutture necessarie a intercettare il cambiamento che da qui a 10 anni
interesserà la nostra terra e la trasformerà in un'autentica terra di opportunità. Come vedete, nessuno dei candidati governatori parla di questi obiettivi per due motivi. Primo, perché non ne hanno proprio la preparazione e la consapevolezza, abituati come sono a ragionare in termini di politici italiani, quindi che come proprio obiettivo hanno quello di arrivare a diventare magari dei leader a Roma, ma non certo nel mondo, e quindi soffrono di un provincialismo naturale, connaturato alla loro formazione politica, e dall'altro perché in un qualche modo non hanno effettivamente visione degli strumenti economico-finanziari di cui possono godere con l'indipendenza del Veneto per poter accompagnare, attuare e dare forma a questi grandi cambiamenti che significheranno fondamentalmente un aumento del benessere, un aumento della qualità della vita e la base per poter legittimamente costruire e ambire ad essere più felici nella nostra terra, una terra che ci ha dato i natali, che è una terra straordinaria, che da sempre nella storia ha rappresentato un faro di civiltà e che oggi finalmente ha l'opportunità di riprendere in mano il proprio destino per il benessere dei propri cittadini. Grazie a tutti voi e appuntamento al prossimo messaggio elettorale, ai prossimi appuntamenti nel territorio. In particolare vi ricordo con il dovere e l'opportunità che tutti i cittadini hanno di poter firmare finalmente nei comuni, in tutti i comuni del Veneto, le nostre liste elettorali, le liste quindi di Veneto Sì, dove ci sono i candidati che si presentano alle elezioni regionali, e le liste diciamo, di appoggio alla mia candidatura a Presidente del Veneto. L'invito è a tutti di recarsi nei municipi, negli uffici elettorali per sottoscrivere le nostre liste e permetterci di partecipare alle elezioni e di dare finalmente una prospettiva di benessere al Veneto, oggi attanagliato da una gestione e da una miopia di una classe dirigente che dobbiamo spazzare via con un voto che sia plebiscitario a favore dell'indipendenza del Veneto. Grazie a tutti voi, buona giornata e appuntamento ai prossimi passaggi di questa campagna elettorale per le elezioni regionali del Veneto.